Ad Agrigento domani, venerdì 14 dicembre, al distretto turistico Valle dei Templi, al Viale della Vittoria 302, l'EPEA, l'Ente Permanente per l'Educazione degli Adulti, ha organizzato un incontro con il fotografo Peppe Cumbo alle ore 17:30. Ascoltiamo in proposito la dirigente dell'EPEA, Giovanna Grisafi. Domani è il terzo incontro della nostra serie Emigrare no grazie, una serie che noi abbiamo voluto in controtendenza all'idea che cunesci a rinesci e quindi che da questa terra bisogna andarsene. Invece questi nostri incontri cercano di dimostrare che in questa terra si può restare pur essendo addirittura punto di riferimento pure per l'estero. Peppe Cumbo è il terzo incontro. Prima abbiamo avuto le competenze informatiche di Alessandro Cacciato, poi la passione per la tutela della capra girgentana di Valeria Casuccio e il marito. Domani appunto vedremo la creatività e la fantasia di Peppe Cumbo che di questa fantasia ha fatto un lavoro e anche una valorizzazione del suo territorio. Con le sue fotografie sono finite sui tessuti di seta, sulle coppole, sulle piastrelle di ceramica create anche da lui. Sappiamo che recentemente è stato anche in Russia, dove è stato accolto con grande simpatia e disponibilità. Quindi sarà un incontro interessante perché lui porterà anche un po' di prodotti da lui creati, quindi sarà anche carino da vedere, è simpatico. Rinnoviamo l'invito a tutti quelli che si ritengono in grado di sentirsi talenti di questa terra a mettersi in contatto con la nostra pagina www.epea.it, dove ci sono i nostri contatti, per cui ci possono anche telefonare. Grazie.